Il problema era aperto, si poteva discutere sulla utilità di un'articolazione di tipo federale, addirittura questo sarebbe meritevole di studio con i vostri professori. Ci fu un concorso su quale fosse la forma migliore da dare al Paese al momento dell'unità e vinse, diciamo, l'idea unitaria, non vinse l'idea federale, e devo dire che la motivazione di questa scelta fu più che ragionevole, per più ragioni. Una ragione, o almeno diciamo io mi limiterei a dare due ragioni principali, perché poi ce ne sono molte altre, ma due sono quelle più importanti. Una che io chiamerei questione cattolica e una chiamerei questione meridionale. Bisogna vedere in queste diverse fasi le regioni meridionali che apporto danno. Beh, il contributo è stato relativo, cioè non è stato un contributo plebiscitario di popolo, è stato piuttosto un contributo di determinate persone. E a unità d'Italia raggiunta decretò Garibaldi che 12.000 ducati fossero donati al collegio, all'amministrazione del collegio, per ingrandire l'edificio, proprio per ringraziare il collegio di Sant'Adriano per il contributo che aveva dato e aveva ricevuto da questi giovani studenti. Le aspettative che aveva riposto in Garibaldi andarono scemando e sparendo, lasciando il posto a un profondo malcontento che, come già avete sottolineato, esplose con il grande brigantaggio post-unitario. Una guerriglia che vedeva i briganti, in realtà resistenti contro l'invasore del nord, formatisi fra gli ex soldati dell'esercito meridionale e i contadini, combattuta su due fronti, quello delle incursioni per depredare i ricchi proprietari terrieri e quello contro l'esercito guidato dai piemontesi. Il fenomeno del brigantaggio dura fino al 1870, anno in cui furono catturati gli ultimi briganti. Quindi il brigantaggio è stato visto come una guerra civile tra i meridionali e il governo settentrionale. Avevo parlato anche dell'esistenza di una legge speciale, la cosiddetta legge Pica, il cui tenore è di una violenza unica. Praticamente è stato uno strumento legislativo che ha dato carta bianca all'esercito piemontese per reprimere in maniera brutale qualsiasi forma di protesta legittima da parte poi degli occupati. Il brigantaggio ci è. Primavera è venuta e nelle nostre terre spuntano disgraziatamente al tempo stesso i briganti e i fiori, le carabine e le falci. Che si è conchiuso con uccidere Pietro Monaco e Ninco Namico. Le anime insanguinate dei briganti non hanno né inferno né paradiso, ma il privilegio della metempsicosi. E Ninco Namico e Pietro Monaco già rinascono sotto altre forme. Una dei piedi studiosi aveva capito che non si nasce pregando, si diventa pregando. Il nostro ritorno di Sassi invece riteneva che si nasceva pregando. Che noi non possiamo dimenticare, ma voi sapete quanti ragazzi di Pistignano a 18 anni vengono chiamati, no, perché la coscrizione obbligatoria partecipano alla prima guerra mondiale, ragazzi che non conoscevano la città, non sapevano che cos'era un treno, vengono mandati sul fronte e vengono uccisi in nome di che cosa? Il paese non può più guardare indietro, ogni volta la storia non può essere riscritta da capo. L'articolo 4 afferma tra l'altro che la Repubblica promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Purtuttavia, ancora oggi le statistiche forniscono dati allarmanti circa l'aumento della disoccupazione dei giovani nel sud. A riguardo, cosa ci può dire? Che in questo la Costituzione era una Costituzione lungimirante, ma che è stata assolutamente disattesa. L'idea che c'è in questa Costituzione è l'idea che il mercato, l'economia da soli non sono in grado di creare il contesto di una società giusta in cui il lavoro
e misuratore della dignità delle persone. Senza dubbio l'emigrazione è una componente essenziale di gran parte della storia unitaria del nostro Paese e soprattutto della Calabria, che tra le regioni meridionali è quella che forse ha dato di più un tributo al fenomeno. La Calabria è terra di emigrazione, di grandi sofferenze, di grandi passioni, ma di grandi disagi familiari, perché quando i nostri padri partivano i figli crescevano senza l'educazione paterna e le madri avevano il doppio compito di essere padri e madri, quindi anche cultura e educazione particolare hanno avuto i calabresi. Ehi, giovanette, come stai? Bene, sono Vincenzo Ciminelli. Dove sei? Vengo dal Marocco. Da Marocco? Sì. Quando sei arrivata? 2 anni fa. Io sono emigrato in Argentina, sono andata. Però sono 69 anni, ero piccolino, tu c'hai la tattoo più o meno. C'avevo la tattoo. Io sono emigrato in Argentina e tu sei uno da qua. Sì. Sono contento che stai qua. Io non ho avuto fortuna di stare perché mi sono stato emigrante e anche tu hai emigrato dal tuo paese. Però Dio ti deve aiutare. Sì. E c'hai un fratellino qua? Sì. Quanto bello. l'Italia se desta, l'elenco di Scipio se cinta la festa, dove la vittoria le porga la chiama, che schiava di Roma. La Calabria è poi un'isola, l'autostrada non è servita a niente. Tutto questo mare attorno inchioda chi vive qui a una separatezza orgogliosa. L'orgoglio di sentirsi lontani, isolati, senza esserlo di fatto. Ferma quando ti dico, ferma quando ti dico due parole, poi ritornella, ferma quando ti dico due parole. Corrai e tarillo, corrai e tarillo, sospira a mare, poi ritornella, corrai e tarillo, sospira a mare. E Pidrisi mi risponda, e Pidrisi mi risponda, lo mio bene, poi ritornella, e Pidrisi mi risponda, lo mio bene. Non mi risponda no, non mi risponda no, è troppo lontano, poi ritornella, non mi